Mr. Joe, mostrerai mai il tuo vero volto in pubblico? Non so cosa accadrà in futuro, forse sì, forse no. Ho nei miei progetti un intervento di chirurgia plastica per provare a tornare quello che ero prima dell'incidente. Ma non faccio promesse. Per ora voglio che la gente si goda queste canzoni d'amore. Poi chissà, magari sarà proprio l'amore, con l'aiuto di Dio, a farmi rinascere del tutto. C'è una cosa che i fan chiedono a gran voce. Ci saranno concerti o esibizioni dal vivo? Lo so, mi scrivono in tantissimi in privato e li ringrazio uno per uno, ma al momento non ci sono programmi di questo tipo. Mi sto limitando a prestare la mia voce e la mia sagoma ai brani prodotti da Antonio Di Gioia. Valuteremo in base a come andranno le prossime uscite, anche a livello nazionale. Noi davvero ti ringraziamo per questa intervista, sapendo comunque che l'avevi rifiutata inizialmente. Grazie a voi per la pazienza. Saluto tutte le persone che stanno seguendo questo percorso e le canzoni che canto. Se potessi vi abbraccerei tutti. Un grazie speciale ovviamente ad Antonio che mi ha dato una voce e con questa voce mi sto liberando da tutto quello che avevo dentro. E adesso vi do qualche ultima notizia. È in arrivo un nuovo brano di Antonio Di Gioia intitolato Solo con te, sempre interpretato dal nostro Mr. Joe.